Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Emergenza sicurezza a Palermo, dove ogni fine settimana si ripresentano risse e atti vandalici, ma anche a Catania, nonostante i controlli, restano sacche di illegalità durante la movida. Medici in fuga dalla sanità lasciano scoperti pronto soccorso e reparti. All'appello mancano 2.500 professionisti, ma intanto l'ASP di Messina sperimenta il trasporto di sangue e medicinali con i droni. A Siracusa da più di 40 anni non si costruiscono nuovi alloggi popolari e la denuncia del Sunia: sono oltre 1.200 le famiglie che aspettano una casa. Rinascere dal ring è la storia di Giuliana Germano, campionessa europea di kickboxing, lo sport anche per superare la violenza di un amore tossico. A Campobello di Mazara, terra di Messina Denaro, dopo 35 anni riapre il sipario dell'Olimpia con una rassegna diretta da Mario Incudine, già autore di una campagna antimafia. Calcio, il Catania ritrova la vittoria al Massimino, sconfitto il Taranto 1-0, i rossazzurri si preparano a tornare in campo mercoledì in casa del fanalino di coda Monterosi. Dunque anche nel weekend appena trascorso Palermo si è confermata un capitale della violenza, una ferocerista nei pressi del tribunale e poi una scuola danneggiata e un raid nella casa museo di padre Pino Puglisi. Ci racconta tutto Marco Gullà. Ancora un weekend da bollino rosso sul fronte violenza a Palermo, una rissa, una scuola danneggiata e per l'ennesima volta un nuovo raid nella casa di padre Pino Puglisi, un bottino ancora più che preoccupante. Queste sono le immagini della violentissima rissa in zona tribunale. In un video diventato virale in pochissimo tempo si vedono due ragazzi che se le danno di santa ragione, con moltissimi ragazzi attorno a loro che cercano di sedare la lite senza riuscirci. Non si conoscono i motivi della rissa, molto probabilmente per futili motivi, e nemmeno se qualcuno dei due ragazzi, che ad un certo punto si vede nel filmato lottare anche per terra, sia rimasto ferito o meno. Queste sono invece le immagini che riguardano la scuola Madre Teresa di Calcutta nella zona della stazione centrale. La scuola elementare e media si è svegliata stamattina con i segni evidenti dell'assalto. Ladri e vandali sono penetrati nell'istituto, presumibilmente nelle ore notturne, e hanno vandalizzato alcune aule, furti e danneggiamenti. E poi ancora una volta presa di mira la casa di padre Pino Puglisi. Ennesimo danneggiamento a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi. Ignoti hanno vandalizzato una fotografia che ritrae la venuta del Papa nel 2018, nel 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Abbiamo provveduto naturalmente, come sempre, a sostituirla, a sistemarla, ma facciamo sempre appello alle istituzioni, soprattutto al Consiglio Comunale, che il 15 settembre di quest'anno si è riunito proprio in quel luogo sacro di martirio e dove avevano promesso che dovevano implementare con altre 2 telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Roberto Lagalla, presa la notizia del nuovo raid, ha annunciato che davanti alla casa museo di padre Puglisi saranno fissate delle telecamere di videosorveglianza. Ma anche a Catania c'è un problema di sicurezza. Nonostante l'intensificarsi dei controlli, restano infatti tante sacche di illegalità. Tonino De Mana. Non li ferma nessuno, neanche i controlli delle forze dell'ordine che, a giudicare dai video, non sembrano mettere un freno alla movida violenta. Le immagini che vi mostriamo nel perimetro del Castello Orsino in piazza Teatro Massimo a Catania certificano che qualcosa non va dal punto di vista della sicurezza, della prevenzione e della repressione. Ed è scivolato via un altro fine settimana dove non sono mancati i controlli di carabinieri e polizia e dove non sono mancati episodi di violenza con giovinastri e teppisti in preda ai fumi dell'alcol che hanno preso d'assalto il centro storico di Catania. Mi tocca vedere situazioni di degrado assoluto e mancanza completa di sicurezza di forze dell'ordine, delle polizie. Vediamo scorazzare ragazzini e ragazzi con le moto e con le minimoto che disturbano e spaventano i turisti e sono costretti a scappare. Eppure sulle nostre teste noi vediamo che ci sono almeno 2 o 3 telecamere, ma servono realmente?
Ma sinceramente credo proprio di no, perché riescono i ragazzi a nascondere le targhe. Dal Castello Ursino a Piazza Teatro Massimo, zone in parte sorvegliate ed in parte no. Siamo in via del Mutilato e questo è l'unico dissuasore con una catena dei blocchi in cemento che impedisce l'accesso in Piazza Teatro Massimo. Impedisce tra virgolette perché ai lati i motorini possono entrare tranquillamente e soprattutto non ci sono telecamere. Libero accesso, così gli scooter arrivano direttamente in piazza e rimangono tra sgommate, clacson e slalom tra i passanti. Una situazione insostenibile per i residenti che da anni chiedono interventi risolutivi. Il sabato sera rimane un momento di alta tensione perché anche nelle zone a traffico limitato e chiuso continuano a venire da varchi non completati motorini, moto con aria molto spavalda e provocatoria che vanno a rioccupare questi spazi. Queste bande non mollano facilmente e continuano ad avere dei punti di riferimento in locali che in parte avevano chiuso e stanno riaprendo, che vendono alcolici fino a tarda ora anche a minorenni. A terra, cocci di bottiglie in bella mostra nei pressi della fontana e con vista teatro, per una rappresentazione mortificante. Elisabeth Smith, unica candidata, è il nuovo sindaco di Bolognetta nel Palermitano, uno dei 3 comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e che sono stati chiamati alle urne. Gli altri 2 sono stati San Giuseppe Iato nel Palermitano sempre e Calatabbiano nel Catanese. Nel collegio Monza-Brianza per le elezioni suppletive del Senato ce l'ha fatta invece Adriano Galliani in corsa per il centrodestra, sconfitto cappato del centrosinistra. Fanalino di coda il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto oggi distinti ricorsi per Cassazione contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti, decisioni che come sapete hanno scatenato una bufera di polemiche attorno alla giudice apostolico. I ricorsi, dice una nota di Palazzo Chigi, affrontano in particolare i punti critici della motivazione delle ordinanze impugnate con particolare riferimento alla violazione delle direttive europee. Medici in fuga è un problema generale di tutta l'Italia che in Sicilia lascia scoperti molti reparti e pronto soccorso. Servirebbero 2.500 professionisti entro il 2026 per mettere in atto una riforma che appare sempre più in salita. Maglio Viola. Niente ortopedici al CTO, il centro traumatologico dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Il pronto soccorso per politraumatizzati di Palermo tornerà ad accogliere i pazienti soltanto giovedì prossimo, dopo un intervento d'emergenza dell'assessorato alla sanità. È un caso simbolo, ma certamente non l'unico per spiegare la grave crisi di professionisti che vive la sanità siciliana. A rischio c'è il reparto pediatria di Lentini nel Siracusano. Sempre nel Siracusano non c'è servizio sten, ovvero trasporto d'emergenza neonatale ad Avola. Manca invece il medico che permetta di mantenere il servizio 118 a Sortino. Medici ce ne sono pochi e quelli che ci sono fuggono verso contratti migliori all'estero o nella sanità privata. Secondo i risultati di un'indagine dell'Istituto Piepoli per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, più di 1 su 3 dichiara di non avere a disposizione tutto il tempo di cui avrebbe bisogno per occuparsi dei pazienti. Questa condizione di difficoltà spinge molti medici italiani, circa 4 su 10, a valutare l'opportunità di andare all'estero a svolgere la professione medica. In Sicilia invece sono veramente tanti quelli che lasciano la professione pubblica per accogliere le offerte che vengono dai privati. Per coprire le esigenze di assistenza nel triennio 2024-2026 mancheranno 2.700 medici. In tutto questo arrivano i dati del rapporto Agenas sulla qualità della sanità siciliana. Per quanto riguarda l'area della chirurgia oncologica, in Sicilia le strutture con livello di qualità bassa o molto bassa raggiungono addirittura il 53%. Quelle che presentano un livello di conformità alto o molto alto rispetto allo standard sono per il 78% nel privato. Dati che mostrano tante ombre quante luci, ma soprattutto una situazione che rischia di peggiorare. E poi però ci sono i progetti innovativi come quello dell'Aspe di Messina che sperimenta il trasporto d'urgenza di sangue o di altri medicinali con i droni. Francesco Triolo.
Sangue, organi, campioni biologici e farmaci in meno di mezz'ora. Alle Isole Eolie l'ASP di Messina è pronta ad avvalersi di un sistema innovativo per trasferire il materiale d'urgenza all'ospedale di Lipari attraverso l'utilizzo di droni. L'idea è stata del direttore dell'unità operativa trasfusionale di Patti, Gaetano Crisà, ed è già stato effettuato il primo volo sperimentale proprio da Patti a Lipari. Il drone è stato dimensionato per la tratta che è necessaria per trasportare sia in urgenza che in routine il sangue dall'ospedale di Patti all'ospedale di Lipari, ed insiste sul drone una tecnologia di ultimo livello, quindi una intelligenza artificiale che consente di governare il drone in completa autonomia ed è la prima volta in Italia che viene messa in atto il trasporto di sangue e di emoderivati con la tecnologia dronica. Il progetto è stato sviluppato da una start-up nata come spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha brevettato la capsula smart montata sul drone. Sarà in assoluto il primo servizio di trasporto sangue attraverso droni dalla terraferma verso un'isola. Il sistema può volare solo sulla traiettoria prefissata e preautorizzata e può resistere a venti sino a 60 km orari e alla pioggia. Il drone è previsto, garantisce la tratta con condizioni di vento fino a 45-50 km orari, e in caso di burrasca, viene così determinata la burrasca, il temporale, non è consigliabile, comunque ci sono dei vincoli da parte dell'ENAC che non consentono la tratta. Può coprire la tratta verso Lipari in meno di 27 minuti, ma è una tecnologia che in prospettiva potrebbe essere utilizzata anche per le emergenze in altre isole minori siciliane. In Sicilia le zone che necessitano, che sono difficili da raggiungere, come le isole, sia le Eolie che le Egadi, ma anche le aree pedemontane o di alta montagna. Sono Catania e Palermo il fanalino di coda nella classifica dei comuni italiani per la difesa dell'ambiente, ce lo dice il rapporto di Lega Ambiente, che valuta i dati di qualità dell'aria, acque, rifiuti, mobilità, pulizia ed energia. Catania e Palermo condividono alla pari l'ultima posizione al numero 105, con Caltanissetta poco più su al 103esimo posto. A Siracusa da più di 40 anni non si costruiscono nuovi alloggi popolari, è la denuncia del Sunia. Più di 1200 le famiglie che aspettano una casa. Francesco Aloi. La mia richiesta sarebbe una casa popolare, perché vivo in affitto con 2 minorenni, di cui uno anche ha l'invalidità, quindi avrei molto bisogno di questa casa. È la richiesta di Alexandra. Il suo nome è tra quelli di chi cerca una casa popolare. Da tempo aspetta una chiamata, ma il telefono non squilla. Spero che lo trovo questa chiamata prima che è possibile, perché mi sarebbe di grandissimo aiuto. Come lei, a Siracusa ci sono altre 1200 famiglie. Tutte sono in cerca di un tetto dove stare. È un dato preoccupante, denuncia il Sunia, in una città dove non si costruiscono alloggi da più di 40 anni. Da diversi anni che noi sollecitiamo l'amministrazione comunale e il sindaco in testa a rispondere a questa esigenza abitativa. Oggi siamo nel momento più eclatante. A pagare le spese di questa emergenza abitativa spesso sono anche i bambini. Chi sono le persone che cercano casa? Un identikit possiamo farlo? Ma sono persone che hanno un reddito sotto i 10.000 euro, che non riescono ad avere un mutuo, che non riescono ad affittare a canone libero e sono costretti ad andare in coabitazione. Invertire il trend per il segretario provinciale del Sunia si può, serve buona volontà e un grande aiuto potrebbe darlo il PNRR. È un veicolo che può soddisfare determinati tipi di esigenze sul nostro territorio. L'emergenza abitativa non si ferma soltanto a Siracusa, ma riguarda tutta la Sicilia. Migliaia e migliaia le famiglie in difficoltà che aspettano una casa popolare. Nel 2022 è stato registrato anche il boom di sfratti, oltre 7.000 le richieste di esecuzione, più 232%. Dal Sunia si aspettano un incontro con l'assessore regionale Albano al più presto. Giusto parlare di questa problematica, ma servono fatti, aggiungono.
Un 63enne di Acireale è stato arrestato dalla polizia dopo una lite in cui aveva minacciato l'ex moglie con l'ascia che vedete in questa immagine. Di notte gli agenti sono intervenuti per sedare un'accesa discussione che coinvolgeva anche l'attuale compagno della donna. Poco prima l'uomo avrebbe mostrato all'ex consorte proprio un'accetta, lasciando intendere che l'avrebbe utilizzata contro di lei. L'ascia è stata sequestrata. Un ring per rinascere. A Gela Giuliana Germano ha lottato contro la violenza di un amore tossico e ha conquistato il titolo europeo di kickboxing. La sua dunque è stata una doppia vittoria. Giusy Lazzara. Ha sofferto ma si è rialzata. Luciana Germano di Gela si è lasciata dietro le violenze di un amore tossico. Voleva diventare una modella, ma poi la sua vita è cambiata. Il ring è diventato la sua nuova casa. Tante ore di allenamento e la voglia di farcela. Così, a 27 anni, ha conquistato il titolo europeo di kickboxing. Stavo male perché avevo subito delle violenze fisiche. Quindi ho trovato nello sport il modo di sfogare e di riprendermi, perché questa è una sfida, ogni giorno una sfida contro me stessa. Luciana sa quanto si soffre per il dolore. La sua storia ha spinto altre donne a denunciare. Quando inizi a subire queste violenze inizialmente dici è colpa mia, magari ormai me la sono scelta, ormai non ne posso uscire, quando invece bisogna prendere consapevolezza di questo, che si può uscire benissimo e che non è colpa nostra. Imparare ad accettare le sconfitte. Lo sport è anche questo per Luciana, che ha aperto una palestra a Mazzarino e accoglie tanti giovani. Aiuto i bambini anche tramite i corsi che si svolgono qui nella mia palestra, aiutando insomma i bambini, sia i bambini timidi a far uscire il carattere, sia quelli più diciamo i bulletti a farli calmare con l'aiuto delle regole che impongo, il rispetto delle regole, della disciplina e il rispetto per il prossimo. Altre tappe di una vita di sfide per questa giovane donna rinata. Un'insegnante di sostegno di 48 anni è stata trovata in bagno insieme ad un bimbo disabile di 9 anni in una scuola del centro di Palermo. Dalle prime indagini pare che abbia fatto ingerire dei tranquillanti al piccolo senza alcuna prescrizione medica. L'alunno è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale dei bambini. Pare che all'istituto fosse arrivata una mail che segnalava comportamenti strani da parte dell'insegnante e si parlava anche di schiaffi dati al bambino. L'insegnante è stata sospesa. Dovranno rifare gli orali della maturità, lo ha deciso il TAR di Catania per gli alunni di una classe del liceo scientifico Galileo Galilei di Spadafora nel Messinese. Il Tribunale infatti ha rigettato il ricorso presentato dagli alunni avendo accertato gravi irregolarità in seguito al ricorso presentato dalla famiglia di una studentessa. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio. Riapre dopo 35 anni il Teatro Olimpia di Campobello di Mazara. La città di Matteo Messina Denaro prova a lasciarsi alle spalle un passato ingombrante attraverso la cultura. Eva Spampinato. Campobello di Mazara, città sicura di Matteo Messina Denaro, sinonimo di latitanza, complicità, oscurantismo. Nell'immaginario di tutto il mondo il paese è coperto da un alone grigio di omertà che oggi prova ad essere squarciato dalla luce forte della cultura. Campobello riparte da qua, dal Cine Teatro Olimpia, riaperto dopo 35 anni di silenzio e polvere, perché la mafia si combatte anche così, con la cultura, per rilanciare tutto il territorio. Parola di Mario Incudine, il noto cantautore già protagonista di un'accesa campagna contro i gadget a tema mafioso, nuovo direttore artistico dell'Olimpia. Noi vogliamo che il teatro sia veramente la cosa più importante per lottare la mafia, per combattere la mafia. Noi vogliamo che il teatro possa sensibilizzare una coscienza collettiva, creare massa critica e soprattutto sconfiggere la mafia grazie alla cultura.
David Coco apre il cartellone con La grande menzogna di Claudio Fava. Dal musicista Sergio Cammariere a David Coco, passando per il mattatore Roberto Ciufoli e Giobbe Covatta, un cartellone di 8 spettacoli con artisti di rilevanza nazionale e internazionale che daranno una nuova prospettiva a tutta la comunità. È da lì che noi stiamo cercando di partire per ridare nuova dignità alla nostra città, che è stata molto vilipesa e martoriata per le vicissitudini che ha dovuto attraversare a suo malgrado in questi ultimi mesi. Occhi miscati di rabbia e d'amore. Perché un teatro aperto, attivo, vivo, significa emozione, empatia, cultura e tanta riflessione anche per le nuove generazioni. Nasce a Catania uno sportello per dare sostegno alle famiglie con figli affetti dalla sindrome di Down. Adelaide Barbagallo. Signora, sua figlia sarà una bambina Down. Una diagnosi spiazzante che nella gioia di una gravidanza apre un varco fatto di angoscia, paure, stress. Che fare? Stefania Massimino ha fatto la sua scelta. Non è stata semplice, perché le domande che ci poniamo: ma che cosa sarà questa bambina? Cosa riuscirà a fare? Io sarò in grado di aiutarla? E poi l'esterno, la società. E quando io non ci sarò, quali saranno le sue capacità, la sua autonomia? Quindi entri in una sorta di circolo vizioso e devo dire anche in una sorta di solitudine, dove trovare delle risposte non è semplice. È nata un'associazione per dare supporto alle famiglie che devono affrontare tutte le problematiche legate al mondo dei Down. Le cose da fare sono tantissime, la strada è tutta in salita. E adesso c'è anche lo sportello Andare Oltre per sostenerle psicologicamente. Ok. Poi ovviamente questo motivo poi ne parlerà con le psicologhe. Andare oltre gli stereotipi, oltre i pregiudizi, perché ce n'è tanta soprattutto sulla disabilità intellettiva. Anche i ragazzi si incontrano qui. Nike ama cucire, Anna ballare, Chiara scrivere, Sofia studiare, frequenta l'università, si è iscritta in agraria. Facciamo laboratori anche montessoriani, utilizziamo anche linguaggi come la musicoterapia, come la danzaterapia. Una volta questi ragazzi si tenevano chiusi in casa, ora le famiglie e i loro figli rivendicano il diritto a stare in mezzo agli altri. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, il Catania riprende a marciare, vittoria importante col Taranto al Massimino e mercoledì si torna già in campo in casa del Monterosi. Marco Carli. Se sarà la svolta lo sapremo presto, già da mercoledì a Teramo con il Monterosi e domenica prossima con l'Avellino. Ma qualcosa in casa Catania, soprattutto nel secondo tempo della vittoriosa sfida col Taranto, si è vista. A parte il modulo con la difesa a 3 è l'interpretazione che fa la differenza. Ad esempio le azioni di gioco meglio costruite partono dall'inserimento dei braccetti difensivi. A sinistra è Mazzotta a combinare con Zammarini e servire Di Carmine. Il pallone sfila di poco al lato, ma serve a capire che qualcosa può succedere. E infatti da destra arriva la seconda incursione, questa volta vincente. Chiricò premia l'avanzata di Castellini ed è dal difensore che scaturisce il cross, poi Marsura appoggia e Di Carmine trasforma. Abbiamo cercato di evitare magari quelle ripartenze che subivamo con l'altro modulo, ma possiamo utilizzarle tutte e due, dipende anche da che tipo di avversario vai ad affrontare in queste partite, così possiamo avere un po' più di giocatori, magari sia esterni che dentro, perché possiamo giocare con 5 giocatori quasi sulla loro linea e quindi possiamo ottenere là un po' più spesso gli avversari. Importanti anche i ritorni come quello di Rizzo che dà in là all'azione dell'1-0, non possono mancare i legni. Nel conto con la sfortuna si iscrivono anche Curado e Dubiscas che poteva realizzare il 2-0. Tanto è vero che anche i tifosi ci giocano un po'. Per l'allenatore un corno porta fortuna, ma il talismano è stato Di Carmine. Le ultime due partite soprattutto, che quelle prime no, ero marcato da 3 come oggi il primo tempo e avendo i due esterni tanto larghi mi creavano pochi spazi e quindi avevo tutti gli uomini addosso. Giocando così con 2 trequartisti vicini le difese si aprono e quindi io posso ricevere più palloni giocabili in area di rigore. Il prossimo avversario per finire, il Monterosi è in coda, 2 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 9. L'ultima ad Avellino con i laziali che sono andati in vantaggio, poi gli irpini hanno rimontato vincendo la gara 2-1 nel finale con Gori.
0 con la Saturnia Catania nella prima giornata del campionato di Superlega contro la corazzata Umbra, campione del mondo per club in carica e fra le favorite nella corsa al tricolore. I bianco-blu mettono però grande impegno, confermando di potersi giocare fino alla fine le chance per mantenere la categoria. Il primo parziale viene vinto dai padroni di casa con il punteggio di 25-15, il secondo termina a 25-18, più combattuto il terzo set con gli etnei che mantengono viva la partita fino al 22 pari, ma poi Perugia conquista 3 punti di fila e chiude vittoriosamente l'incontro. Saturnia attesa adesso dall'importante match interno di domenica alle 21 al Pala Catania con Cisterna. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.